Voi da dove venite? Pederoba, zona 1, Quante ne portate via? 1300. Buon lavoro. Grazie. È stato un via vai continuo nella sede della Protezione Civile di Treviso per la distribuzione della prima tornata di mascherine in tutta la Marca. Queste sono le quantità suddivise per numero di abitanti per comune. Questa è l'area di smistamento a livello provinciale di tutte le mascherine che arrivano dal deposito regionale di Padova. E qui vengono distribuite a tutte le unità comunali? A tutti i comuni della provincia di Treviso. Protezione Civile Comunale che da oggi pomeriggio ha iniziato la consegna ai cittadini impossibilitati a ritirarle. Con un furgone ben riconoscibile, ecco come si devono presentare e quale sia la procedura che devono tenere i cittadini alla consegna. Sì, buongiorno alla Protezione Civile di Treviso, sono il coordinatore. Dovrei consegnare la mascherina. Veniamo giù noi? No, signora, lei rimanga in casa, lei è al secondo piano. Sì. Glielo porto su io a piano. Grazie Stia in mille. casa e la lascio fuori dalla porta. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Siamo qua? Sì, signora, rimanga chiusa per favore. Sì, l'abbiamo. Rimanga Grazie. chiusa, Sono dopo due io. le mascherine? E venga io. Sono due le E mascherine? una signora. Ah no, due perché siamo i due vecchi. Signora, è una per nucleo familiare. Ah, uno, grazie. Grazie, chiuda la porta, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Si figuri. Adesso gliela lascio e la saluto. Auguri. Arrivederci. Abbiamo visto la procedura. Che cosa dobbiamo dire agli anziani se gli suonano il campanello? Allora, intanto l'operatore si identifica dicendo Protezione Civile Comune di Treviso, sarà vestito con la propria divisa, avrà il tesserino di riconoscimento. Consegniamo le mascherine, non ci dovete niente né a noi né a nessuno. Se qualcuno dovesse per caso in modo fraudolento farlo, segnalatelo subito alla polizia. Domani la distribuzione continuerà in diversi punti del centro storico, raggiungibili a piedi, e dei quartieri dove i cittadini invece sono invitati a recarsi in auto per evitare il più possibile i contatti tra le persone.